Nel quartiere di Fontanelle si vieta l'uso dell'acqua perché è inquinata, ma viene nel frattempo regolarmente distribuita secondo i turni. Eppure c'è un'ordinanza del sindaco che vieta l'uso dell'acqua potabile. Fontanelle non è una piccola borgata, è piuttosto un grande paese di provincia con i suoi 10.000 abitanti, per cui l'emergenza andava gestita meglio per non creare l'allarme che giustamente sta suscitando. C'è o non c'è inquinamento della condotta? E il problema riguarda solo i punti indicati nell'ordinanza del sindaco? Queste le domande della gente alle quali si aggiunge la presa di posizione del comitato di quartiere Fontanelle Insieme, il quale ha chiesto all'amministrazione comunale di fare chiarezza visto che a mancare, tra l'altro, è una giusta comunicazione. La colpa probabilmente non è tutta del sindaco di Agrigento, ma di chi in questo momento è chiamato a gestire il tipo di emergenza che dovrebbe riferire al primo cittadino, che a sua volta dovrebbe riferire ai cittadini con dati di fatto. Invece si usano messaggi che servono solo ad esasperare il tutto. I cittadini di Fontanelle hanno il diritto di conoscere la verità. Se il Comune non riesce ad essere chiaro, lo faccia la Protezione Civile, che sicuramente sa essere all'altezza della situazione. Importante non lasciare la popolazione senza le risposte su cosa sia realmente successo dalle parti di Fontanelle.